Iniziamo giorno 1 ottobre, mercoledì, con l'incontro interreligioso di calcio che vede presente anche ex calciatori di Serie A degli anni 80, ragazzi stranieri, ragazzi del Pro Favara, dell'Akragas, una rappresentanza dell'Akragas, e addirittura vengono anche dei ragazzi della zona di Sant'Agata Militello, San Fratello, Capodorlando, per seguire un po' questa che era la scia di Papa Francesco con la partita organizzata con Zanetti lì a Roma. E questo sarà allo stadio comunale alle ore 15 con la collaborazione dei dirigenti del Pro Favara. Giorno 1 sempre sera alle ore 18 ci sarà la corona francescana, a seguire la predicazione, la messa con la predicazione di Fra Salvatore, e giorno 1 sera un momento di agape fraterna qui nel chiostro con i ragazzi dell'Anfas che animeranno un po' la serata. Il giorno 2 mattina ci sarà una gara podistica, non agonistica ovviamente, per i bambini, i ragazzini delle scuole medie qui in Piazza d'Armi, Piazza San Francesco. Corriamo per la pace con Francesco. Giorno 2 sempre l'appuntamento con il Triduo alle ore 19, mentre il 2 sera ci sarà uno spettacolo, il Cantico delle Creature, un momento anche di riflessione qui nel chiostro, che è animato dai ragazzi e dalla fraternità francescana. E giorno 3 mattina, come l'anno scorso, andremo con i cavalli e i carri per le scuole per fare questa raccolta di viveri per le famiglie bisognose. Il 3 sera alle 21:30 il transito di San Francesco, mentre il 4 poi abbiamo le celebrazioni eucaristiche a partire dalle 9:30, poi l'altra sarà alle 16:30 con l'arciprete per gli ammalati, e alle 19 la messa solenne, dove vedremo la presenza dei seminaristi, perché la celebrazione sarà presieduta da Don Baldo Reina, che è il rettore del seminario. La tematica è con Francesco costruttori di pace. E poi un po' vuole essere un coinvolgimento di tutta la cittadinanza